Ciao a tutti e benvenuti, bentornati nel mio canale. Io sono la Cristina per chi ancora non mi conosce e oggi parleremo delle categorie protette di cui anch'io ne faccio parte. Ho preparato qui un po' di appunti che vi leggerò durante il video e ci sarà anche alla fine del video una cosa molto interessante che vi invito a guardare, quindi guardate bene il video, ascoltate quello che vi dirò, che per me sono cose, è pane quotidiano e mi piacerebbe condividerlo con voi e sapere nei commenti quante persone stanno vivendo quello che sto vivendo anch'io e molte altre persone insomma che hanno delle invalidità, delle disabilità e non riescono a trovare lavoro oppure sono nel mondo del lavoro e non so, ditemi la vostra opinione a riguardo, se vi piace il vostro lavoro, se vi trovate bene nell'azienda in cui lavorate. Quindi io partirei subito leggendovi quello che ho riassunto e nella descrizione, nell'info box che trovate sotto il video troverete tutte le fonti, i siti e anche qualche sito che vi potrebbe aiutare ad indirizzarvi meglio. Partiamo subito con questo video. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 21, dichiara che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare su razza, sesso, colore della pelle, origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche e di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il divieto di ogni discriminazione sancito dalla Carta europea sopra citata è rivolto anche alle categorie protette. Ma cosa fa la legge italiana per evitare che queste persone vengano discriminate sul lavoro? Vediamo chi sono le categorie protette, come iscriversi alle liste per il collocamento e quali sono i diritti ed i doveri di un lavoratore appartenente alle categorie protette. Nelle categorie protette rientrano tutti gli individui con disabilità, patologie gravi ed altre forme di invalidità psicofisiche. Terrei ad aprire una parentesi, ne parleremo più avanti anche. Tenete presente che per la percentuale di invalidità si tiene più conto delle invalidità psicologiche, psichiatriche, dei disturbi mentali, li vogliamo chiamare così, più che delle disabilità, delle invalidità fisiche. Per proteggere le norme discriminatorie sul lavoro, queste persone esistono specifiche tutele di legge per le categorie protette, sancite dalla Costituzione italiana. La famosa legge 6899 del 12 marzo del 99 promuove l'inserimento lavorativo attraverso il collocamento mirato e forme di incentivi economici per le aziende che assumono lavoratori appartenenti alle categorie protette. Io che ho lavorato come categoria protetta per 3 anni in un'azienda, mi hanno sempre detto che per loro sono di più una spesa che altro. Non ho mai sentito parlare di incentivi economici, ma adesso ne tratteremo meglio questo argomento. Chi ne fa parte? La legge 6899 tutela i lavoratori delle categorie protette, ovvero persone con invalidità civile dal 45%, invalidi sul lavoro con invalidità superiore al 33%, invalidi di guerra e civili di guerra e orfani,
persone non vedenti con una vista pari o inferiore a un decimo, persone sordomute, vedove, orfani, profughi, vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, e possibili profughi rimpatriati riconosciuti dalla legge 763 dell'81. Come iscriversi alle categorie protette? Per ottenere il certificato attestante l'invalidità è necessario rivolgersi al proprio medico di base, il quale rilascia un certificato dove viene spiegata la natura e i sintomi della disabilità. Il documento deve essere poi portato al CAF così da aprire una pratica INPS con la richiesta di valutazione. C'è molta burocrazia in tutto ciò, quindi bisogna portare tanta pazienza. L'INPS convoca in seguito la persona per sottoporla al giudizio di una commissione sanitaria di zona. Si convoca tramite lettera a casa, vi arriva la lettera a casa con su scritto la data della visita in commissione medica. L'esito, ricevuto tramite verbale sul sito dell'INPS e successivamente via raccomandata, attesterà la percentuale dell'invalidità ed il livello di agibilità al lavoro. Una volta ottenuto il certificato attestante i requisiti di invalidità, nei seguenti casi è necessario recarsi presso il centro dell'impiego della propria provincia, se si ha un'età superiore ai 15 e inferiore ai 65 anni, se si è disoccupati, se non è ancora stata raggiunta l'età del pensionamento. Si entrerà così a far parte di una graduatoria per il collocamento mirato volta a favorire l'inserimento della persona nel mondo del lavoro. Diritti e doveri del lavoratore. Aziende pubbliche e private devono per legge impiegare un numero variabile di categorie protette a seconda di quanti sono i dipendenti, di solito le aziende con più di 50 dipendenti, che lavorano presso l'impresa. Una volta assunto, il lavoratore ha un contratto di lavoro regolato dalle stesse norme che si applicano agli altri lavoratori, e questo l'ho sottolineato perché siamo categorie protette con delle problematiche di salute ed abbiamo gli stessi obblighi degli altri lavoratori. Quindi cosa significa protette? Cosa significano i nostri problemi di salute? Questo rende ancora più difficile la nostra ricerca di lavoro. Ci siamo trovati, almeno io, molte porte in faccia perché le aziende pretendono che delle persone invalide eseguano dei lavori che normalmente fanno le persone normali, e quindi preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere una categoria protetta. Con la legge 104 i lavoratori con disabilità hanno diritto a permessi retribuiti dall'INPS pari a 3 giorni lavorativi. Un lavoratore con disabilità ha inoltre diritto allo stesso trattamento economico degli altri dipendenti e il dovere di svolgere lo stesso orario di lavoro, compresi straordinari o turni, ove la condizione di disabilità lo permetta. Il contratto di lavoro può essere interrotto per giusta causa, così come per aggravamento delle condizioni di salute qualora queste rendano problematico o impossibile lo svolgimento delle mansioni lavorative. Quindi non si adattano alle tue problematiche, ma semplicemente ti lasciano a casa. Diversità e inclusione. Per cercare lavoro, oltre ai centri dell'impiego, una persona appartenente alle categorie protette può rivolgersi anche alle agenzie interinali, come Adecco, G-Group, Umana, Manpower e molte altre, con consulenti specializzati all'inclusione dei lavoratori delle categorie protette nel mondo del lavoro. Nel mio caso, essendo residente in Veneto, mi informo anche sul sito Click Lavoro Veneto, in cui posso trovare varie informazioni utili, tra cui anche offerte di lavoro, contatti, notizie, corsi di formazione ed altro che può essermi d'aiuto.
Da anni io ricerco lavoro e per le categorie protette è molto difficile, almeno nel mio caso. Non posso fare full time, non posso alzare pesi, mi ammalo facilmente, sono di salute cagionevole, non posso sforzare la vista e lotto ogni anno per avere la patente. E molti datori di lavoro cercano lavoratori full time, patentati e automuniti, disposti a fare straordinari e si disinteressano alle problematiche e preferiscono pagare una multa appunto piuttosto di assumerci. E spero che qualcuno ascolti queste parole, che qualcuno ascolti questo video e speriamo che qualcosa cambi in meglio. Ci vediamo al prossimo video. A luglio aveva lanciato un appello ai nostri microfoni, ma da allora non è cambiato nulla. E come categoria protetta nessuno, non solo per me, per tutti, nessuno ti vuole, perché adesso addirittura non ti fanno neanche più i colloqui, ti chiamano e ti chiedono aspetti un minuto, lei cosa può fare? E io con le mie difficoltà posso fare solo cassa e portierato, non posso fare altro, non posso alzare i pesi, ho difficoltà nel camminare, ho molte difficoltà. E quindi mi dicono, ah no, mi dispiace perché noi cerchiamo anche qualcuno che alzi dei pesi, che faccia scaffalature, che si inginocchi. Io purtroppo ho delle difficoltà motorie alle braccia, alle gambe, alla schiena, a tutto quanto, alle mani. E quindi a me nessuno mi trova lavoro, non mi vuole nessuno. E sembra che non sia invalida a vedermi. Ma purtroppo ho questi problemi. Romina infatti soffre di una malattia che colpisce le ossa e si aggrava con il tempo. Vive a Marghera insieme alla mamma che percepisce la pensione di reversibilità del marito defunto e 2 figli. Adesso se non hai una macchina nessuno ti vuole lavorare. Soprattutto allora età, macchina, difficoltà motorie. Dove vado io? Datemi un cappio. La facciamo finita. Romina, a 46 anni, sta perdendo ogni speranza e lancia un ulteriore appello. Chi c'è che ascolta? C'è qualcuno che ascolta? O proprio non c'è nessuno e tutti ignorano queste cose qua? Ho sentito qualsiasi agenzia, io vado al centro per l'impiego una settimana sì, una settimana no, telefono, vado lì anche 2 volte a settimana per sentire se c'è qualche possibilità di lavoro. Mi cliccano, sì ti metto qua, ti metto là, ma nessuno si fa sentire. L'ultima che ho sentito, anche la sapevo già da un po', le aziende non assumono categorie protette, piuttosto pagano una multa. E questa è una vergogna perché mi fa arrabbiare da morire. Scusatemi, ma questa è una cosa orribile. Piuttosto di prendere una categoria protetta, pago una multa. Questa è una gran vergogna.